Allora, questo è un altro tema che ripropongo ogni volta e a cui tengo per due ordini di motivi. E uno è appunto nel merito del contenuto, sto parlando dei certificati medici per l'attività sportiva non agonistica. E il primo motivo appunto è perché noi stiamo come Regione investendo molto, ed è stato ricordato anche dalla mia collega Bianchi, nell'impiantistica sportiva, però a questo investimento nell'impiantistica non corrisponde un, non dico uguale, ma comunque un investimento anche per finanziare proprio l'attività sportiva dei nostri cittadini che, come ben sappiamo, stanno vivendo un momento di grave crisi economica e per i quali, soprattutto sto pensando alle famiglie che si trovano ad avere più figli, per i quali anche dover pagare, diciamo, il certificato medico per un'attività non agonistica diventa un problema. Certificati che ricordo solo qualche anno fa erano appunto completamente gratuiti, e ho provato più volte e in diverse versioni a porre la questione. In questo caso con questo emendamento noi riconosciamo, la Regione riconosce per il tramite delle aziende sanitarie regionali il rimborso del costo dei certificati di idoneità sportiva non agonistica, in questo caso rilasciato ai minori di 18 anni residenti in Friuli Venezia Giulia, appartenenti a nuclei familiari in situazione di disagio socio-economico. L'ho posta in questo modo per vedere se c'è qualche margine di accoglimento da parte della Giunta. È evidente che l'investimento e la somma stanziata nel mio emendamento è consistente, perché è consistente il numero delle famiglie che avrebbe bisogno di questo contributo, e però appunto ci tengo a riproporlo ogni volta anche per un altro ordine di motivi, ovvero per il merito. Io ricordo che 2 anni fa in quest'Aula è stato approvato dal Consiglio regionale, non dalla Giunta, un ordine del giorno che impegnava in maniera molto diretta, non a valutare la possibilità, ma impegnava la Giunta a rendere di nuovo gratuiti i certificati medici sportivi per l'attività non agonistica, per tutti e non per fasce di età. Quindi questo Consiglio regionale, nella sua potestà decisionale, aveva preso la decisione di impegnare in maniera forte la Giunta. Niente è stato fatto ad oggi, e quindi io in ogni manovra finanziaria possibile ricordo questo impegno all'assessore. Grazie.